Cari amici, ben ritrovati. Sono contento quest'oggi di potervi presentare la terza edizione del progetto Identitas. Identitas mi è venuto in mente e l'ho pensato nel 2018 come un progetto culturale che avesse una sua continuità. Nel 2019 infatti si è svolto presso il castello di Udine, nel giugno del 2019, la prima edizione del progetto Identitas, ovvero del convegno Identitas, che aveva come sottotitolo, come tema, Uguali ma diversi, con la presenza di diversi relatori anche dall'estero. Non dimentichiamo Alexander Dugin, filosofo russo, ma anche Diego Fusaro, Giulietto Chiesa e altri importanti relatori italiani dall'estero, Massimo Fini e altri di importante levatura. L'anno successivo, nel 2020, il tema del convegno Identitas fu fede e scienza, un dibattito che si era proposto di far dialogare rappresentanti del mondo della scienza, rappresentanti del mondo della religione per questo tema sempre attuale del rapporto fra le esigenze terrene e spirituali dell'uomo. Ecco, il convegno inizialmente era previsto al Palamostre di Udine, poi nel marzo del 2020, poi appunto tutti conosciamo il fatto che è successa la crisi sanitaria mondiale per via del Covid-19 e questo ha impedito la realizzazione fisica del convegno, ma non ha impedito comunque il convegno, perché mi sono recato fisicamente da molti relatori per intervistarli sui temi trattati. Dove non è stato fatto così, c'è stato un collegamento multimediale oppure dei contatti telefonici, e quindi è stato possibile realizzare, ed è stato tutto messo online, l'evento Identitas Fede e Scienza, che comunque ha coinvolto 20 relatori da 6 paesi del mondo differenti, con gli interventi di 4 premi Nobel, una lettera scritta dal Dalai Lama e firmata di suo pugno, che ha voluto inviarmi per dare il suo contributo in questo importante dibattito, gli auguri che sono arrivati dal Santo Padre, Papa Francesco, e quindi io sono contento se il tema è stato motivo di riflessione. Quest'oggi presentiamo sempre un progetto Identitas che ha come tema clima e globalizzazione. Come nelle edizioni precedenti, il mio modus operandi è quello di invitare alla riflessione e soprattutto di avere punti di vista differenti. Io penso che quando ci sono degli incontri fra punti di vista anche molto diversi, se non addirittura antitetici, può esserci un positivo scontro che possa far maturare delle domande, delle riflessioni. Oggi ci sono per lo più delle risposte preconfezionate e si accettano risposte preconfezionate, mentre lo scopo appunto della mia proposta è far dialogare le persone. Credo molto nel confronto, quindi sempre nella realizzazione di questo evento, laddove mi è stato possibile, chiaramente mi sono recato di persona dal relatore, e dove chiaramente non è stato possibile ho comunque contattato via telematica la persona. Come altre volte, la cosa di mio interesse è avere anche settori differenti, non solo opinioni differenti, ma proprio totalmente diversi anche i settori. Per esempio, su fede e scienza mi interessava anche il parere, per esempio, di Reinhold Messner, che è un alpinista, per come anche un alpinista può confrontarsi in un ambiente dove, per esempio, sia la scienza che una fede possono entrare nel campo dell'alpinismo estremo.
o della musica, come per esempio l'intervento di Angelo Branduardi ecco, anche questa volta a me interessava avere punti di vista differenti, pertanto è stata mia premura sentire l'opinione di un Pier Giorgio Di Freddi dal punto di vista della matematica, e poi Marcello Veneziani dal punto di vista della filosofia, ma soprattutto a me, quando affronto un argomento, preme vedere con i miei occhi l'argomento di cui stiamo parlando, per cui se stiamo parlando del ghiaccio e del problema di come il riscaldamento globale stia influenzando il ghiaccio, è ovvio che per avere un'idea autentica, genuina sull'argomento, lo dovevo vedere questo ghiaccio, quindi ho fatto uno stupendo viaggio al Polo Artico, alle isole Svalbard, dove ho potuto fare un reportage, fare dei documentari, un documentario, e che vedrete in questo incontro, che ha la particolarità quindi di avere una sua componente documentaristica. Quindi questo convegno Identitas, Clima e Globalizzazione è un convegno documentario in cui si potranno alternativamente ascoltare delle interviste a professori e non solo. Si potranno vedere delle videoriprese effettuate direttamente sui mari del Polo Artico, e soprattutto questa esperienza che ho avuto al Polo mi è stata fondamentale per poter intervistare delle persone che lì lavorano e lì studiano, perché è chiaro che, come dicevo poc'anzi, un argomento va discusso e visto dalle persone che lo trattano quotidianamente. Per cui per me era indispensabile, per fare la proposta che sto per farvi, andare a intervistare delle persone che lavorano lì, che quotidianamente hanno a che fare con il problema, perché è inutile andare in una città come Roma, come Milano, a intervistare una persona sul problema dei ghiacci quando non li ha mai visti, o comunque che non c'ha a che fare. Per cui alle isole Svalbard ho avuto modo di contattare l'Istituto Polare Norvegese, ho avuto modo di contattare l'Università delle Svalbard, di fare delle interviste a un professore dell'Università delle Svalbard, un biologo marino, ma non solo. Vedrete anche degli interventi di diversi biologi da più nazionalità, ma anche di guide che lavorano lì in quei mari, e di persone proprio che lavorano sulla barca, affrontano tematiche come l'inquinamento delle acque, il problema delle balene. Affronteremo argomenti come il calo della fertilità delle foche, che comporta un effetto domino anche sugli orsi polari. Sciogliendosi i ghiacci si aprono nuove rotte commerciali che quindi comportano inquinamento, e insomma è un grande effetto domino che sembra di no, ma tocca la vita di tutti noi, perché è in base a questi grandi cambiamenti globali che cambiano anche le nostre vite. Fra gli interventi vedrete anche quello di Ivshu, che è un rappresentante della cultura Inuit della Groenlandia, che è un intervento dei più importanti e toccanti, perché proprio a causa di questi cambiamenti drastici la popolazione Inuit della Groenlandia sta pagando un durissimo prezzo da anni, questo perché vengono un po' privati della loro identità, vengono spostati, vengono forzati ad adattarsi alle esigenze della contemporaneità o ai modelli di consumo occidentali, quando per esempio le loro tradizioni sono secolari. E quindi fino a che punto, una delle domande di questo dibattito è fino a che punto le esigenze del mercato, le esigenze del consumo, che tendono sempre più a livellare
popoli e tradizioni, fino a che punto possono spingersi. Non solo le esigenze di mercato e di consumo, ma la scienza stessa, il commercio, fin dove possono arrivare, fino a quali limiti, perché chi ne paga il prezzo poi è l'uomo, con il suo senso dell'appartenenza sempre più debole, ma è anche la natura che soffre e paga. Le domande quindi è importante porle, il mio scopo, come ripeto, è proporre delle domande in un mondo in cui sempre meno persone si pongono delle domande e avere diversi punti di vista. Durante il documentario convegno sarà mio piacere intervallare con delle videoriprese dei ghiacci anche e con delle letture tratte dal reportage, dal diario che ho realizzato del viaggio alle isole Svalbard, polo artico, la verità del ghiaccio. È chiaro che fra i tanti punti di vista che si possono ascoltare c'è quello scientifico, c'è quello filosofico, quello tecnico. Ecco, è importante dire che il ghiaccio, secondo me, nel panorama di un'anima mundi, come la volevano gli antichi, ovvero sia che il mondo non sia un ammasso di terra e roccia, ma sia un'entità vivente che respira, che pensa, che ci culla. Ecco, in questa panoramica, diciamo, animistica della terra vivente, il ghiaccio è anzitutto un elemento simbolico, prima ancora che essere come direbbe lo scienziato così, un cumulo di acqua ghiacciata. Il ghiaccio è stato anche venerato in certe tradizioni. Come dire, i topos, per usare un termine greco, i luoghi spirituali o comunque dimore degli dei in molte mitologie erano cosparsi dai ghiacci. Nel ghiaccio l'uomo ha collocato una sede empirea da sempre, il mito del Nord, primo fra tutti, è stato uno fra questi, la Rupes nigra medievale, dove nel Polo Nord si collocava il centro dell'essere proprio, gli Iperborei, la terra a nord di Borea, i venti del nord, dove gli antichi collocavano la sede sempiterna del dio Apollo, dio della luce e della verità, e così via. Da che mondo è mondo, le tradizioni umane nel ghiaccio hanno associato qualche cosa di compatto, di quasi un sinonimo di eternità che fissa in delle forme stabili qualcosa che altrimenti il divenire si porterebbe via e sgretolerebbe senza pietà. Quindi ci sono anche questi argomenti, oltre che una risposta tecnica, filosofica, c'è anche una risposta mitologica. Quindi se, come scrivevo anche nel reportage che ho fatto dal viaggio al Polo Nord, che è edito con Audax Editrice, Polo Artico, la verità del ghiaccio, c'è forse da dire anche che laddove il mondo è sempre più massificato, più sordo all'identità, cioè all'identitas, il ghiaccio si ritira, quasi che fosse direttamente proporzionale lo scioglimento dei ghiacci con l'avanzare della menzogna nel mondo. Ecco, quasi che, come dicevo poc'anzi, la verità del ghiaccio, quasi che il ghiaccio fosse una dimora della verità, un simbolo di una verità ancestrale. Grazie ancora, chi volesse sostenermi sappia che l'intero evento è stato realizzato da me medesimo, senza aiuti, senza organizzazioni, con mezzi modesti. Io ho una piccola attività, scrivo libri, non ho grandi sponsor, purtroppo a causa delle restrizioni dovute sia alla pandemia non è stato possibile realizzare fisicamente l'evento, nemmeno avere delle location o dei contributi comunali, e quindi, pur di non venir meno comunque alla mia esigenza di proporre delle domande, l'ho realizzato comunque con mezzi molto modesti. Se qualcuno mi volesse aiutare può comprare questo libro
se lo desidera, o comunque sostenere la mia attività facendo un contributo o una donazione o comunque acquistando qualche libro dal mio catalogo. Questo è molto importante, considerando che i retroscena del lavoro sono stati insomma l'aiuto degli amici, qualche mezzo di fortuna, tanti sacrifici, tanta passione. Quindi, ma dovevo farlo perché lo sentivo come un'esigenza morale molto profonda. Chi volesse aiutarmi, ripeto, mi dia una mano, perché così si potrà realizzare forse un'altra edizione di questo evento. Grazie a tutti e buona visione ancora. In the world are a lot of wars, fight, no, from the difference of religion, of beliefs, no. Could imagine the reasons, but the fact of the matter is it's extremely rare. Intelligent as you move up the what we call intelligence, the more complex intelligence creatures are typically less viable biologically. The organisms that really make out very well are things like beetles, for example. They have a fixed niche. They just stay there no matter what happens, and they survive and proliferate. The bacteria, of course, which mutate quickly, are endless. As you move up to more complex organisms, there's not many of them. And when you try to get to what we call intelligence, we haven't been able to find it anywhere else in the universe yet. Maybe we're missing something, but the last question is what you can tell to young people for the future, for be good people. Well, for young people today, in this world, many of them understand it. Incidentally, they are facing problems that have never arisen in human history. Today's generation has to face a problem, can't avoid facing a problem which they have to solve as to whether the human species will continue to survive for more than a short period of time. We're at a point in human history where we are capable of destroying organized human life and innumerable other species with us. We are capable of doing that. We are rushing towards that goal, and unless we change course, that's what's going to happen. We've been living under that shadow for 75 years, ever since the nuclear weapons exploded. They showed that, in fact, humans had reached the point where they had developed means that sooner or later would reach the point where they could destroy life. That's one shadow we've been surviving under. Nobody knew it at the time, but that was also the late period after the Second World War. It was the beginning of a new geological epoch. It's called the Anthropocene by geologists. A geological epoch in which human activities are having a substantial and growing impact on the nature of the global environment. A radical change in geological history. And that's took us a while to understand it, but now it's, at least literate people should realize that we're facing imminent catastrophe unless we change course very quickly. The environmental problems, global warming, plastics in the seas, and so on, it's reaching a point where it may become irreversible. And humans just aren't paying any attention, except for young people. The difference from identity of people is always more little, no? The people are like similar. Is a problem, a globalization? Well, globalization, it's neither good nor bad. It depends how it's structured and organized.
So there's some things about globalization which are good. You and I can talk to each other, okay? And 500 years ago, that would have been impossible. Okay, we never have met, never have communicated. That kind of globalization is fine. There's another kind of globalization, namely the kind that's worked into the international trading, the treaties and so on, which it turns out is very harmful. It's designed in ways which have caused enormous anger and resentment and fear throughout much of the world. That's why we see you take a look around the world today, it looks like it's on fire. Everywhere you look, there's protests, demonstrations, contempt for established institutions, demagogues, hatred, and so on. All of that's a consequence of the way the globalization system has been organized and constructed by powerful forces, small forces that happen to control enormous power. It doesn't have to be like that. I mean, take, say, the European Union, not total globalization, but just the European Union itself. There's some things that are very positive, like the fact that you can travel from France to Serbia without crossing any borders. Okay, that's very good. Didn't used to be true. So it's a lot of that kind of free integration, interaction among people, cooperation, and so on. You can be a young kid in Italy and you can study in Germany and so on. That's all fine. On the other hand, the structure of the European Union has been designed so that decision making, the ability to make decisions, has been taken away from people and placed in the hands of bureaucrats in Brussels. And that's very harmful. That's leading to a rise in harmful forms of nationalism. We want to have power back in our own hands. We don't want others to be making decisions about our lives. A lot of xenophobia, hatred, and so on. That's all harmful and negative. So, and when you generalize it to globalization altogether, you have the same questions. Aspects of it are very positive and constructive. Other aspects are very harmful. And I think the task for the future is to save the good parts and overcome the harmful parts. And that's not simple. No, thank you again for this meeting. I'm very honored to Wonderful to talk to you. Thank you. Pier Giorgio Di Freddi, sono contento di conoscerti di persona, ti reputo una delle persone più intelligenti della nostra nazione. Tutti possono sbagliare. Ma soprattutto una delle persone che più amano il confronto. Ah sì, quello sì. Ed è una cosa rara, perché io vedo le persone, comunque gli intellettuali, le persone della cultura, arroccate, mentre tu ami il confronto, ed è una virtù. Sono un provocatore evidentemente, mi piace combattere così. Matematico impertinente. Certo, infatti. Allora io volevo trattare... Lì poi ho fatto vari confronti con persone anche insospettabili, da Gesù Cristo a Hitler. Ecco, al Papa... Ma quelli sono stati facili perché i morti si confrontano facilmente. Sì. Sono i vivi che a volte reagiscono, quindi... Comunque il confronto è una qualità sempre più rara, in via di estinzione. Il dialogo è quello, no? In fondo il dialogo significa quello, semplicemente mettersi in due e cercare di parlare. Io ti chiederei, insomma è un tema vastissimo, no? Però viviamo in un mondo sempre più veloce, no? Nel dopoguerra per fare un viaggio dalle Indie all'America ci si metteva mesi, i famosi viaggi via nave. Oggi penso che in 24 ore si possa arrivare in qualsiasi punto del mondo. Sono migliorate le condizioni di vita e questo però ha comportato tutto un effetto domino, perché c'è più popolazione, ovviamente devono mangiare e quindi ci sono più allevamenti, si trapianta anche specie animali in habitat non loro propri, insomma, fin dove si spingerà questo, cioè la scienza può rispondere a questa crescita che pare essere infinita con tutti i problemi connessi? Qual è
la soluzione, se c'è. Infinita la crescita non può essere, perché già Malthus in fondo se n'era accorto e fu il primo a dire che bisogna stare attenti, perché ovviamente la crescita della popolazione produce un esaurimento delle risorse, le risorse sono limitate, se la crescita è esponenziale, lui non usava questi termini, ma questa è la sostanza, e prima o poi supera le risorse disponibili e interviene semplicemente il processo poi di livellamento che è tipico dell'evoluzione. Le specie animali hanno sempre fatto così, anzi in Italia ci fu un matematico famoso che si chiamava Vito Volterra, che negli anni 20 studiò questo processo sui pesci dell'Adriatico e si accorse che c'erano pesci preda, pesci predatori, e c'era una specie di equilibrio, perché nel momento in cui i pesci preda incominciavano a fiorire, a essercene di più, diventavano condizioni favorevoli per lo sviluppo dei predatori, quindi cominciavano a salire i predatori. Nel momento in cui però i predatori salivano e si mangiavano tutte le prede, allora a un certo punto le prede cominciavano a diminuire. Diminuendo le prede, i predatori non potevano più sopravvivere, cominciavano a morire, quindi ce n'erano di meno, diminuivano i predatori. Allora le prede di nuovo cominciavano ad aumentare, no? E così via. E c'è questo sistema di bilanciamento, no? È un'autoregolazione del sistema, no? Sono diventate poi famose queste equazioni di Volterra, appunto si chiamano così, Lotka-Volterra, che si chiamano proprio così, preda e predatore. Ora, nel caso di cui parlavamo noi, la preda è ovviamente la risorsa, no? Le risorse del pianeta, e i predatori siamo noi ovviamente. No? Quindi a un certo punto noi continuiamo a crescere, ma continuando a crescere ovviamente consumiamo molto più preda, molto più risorse, ad un certo punto le risorse si esauriscono, quando si esauriscono le risorse diminuirà la popolazione, purtroppo diminuirà in maniera non piacevole, cruenta, cioè con carestie, con guerre probabilmente per accaparrarsi le risorse che sono disponibili e così via. Poi diminuendo la popolazione potrà di nuovo cominciare a crescere la risorsa e così via. Probabilmente ci sarà questo, e naturalmente questo richiede tempi lunghi, nel caso dei pesci era una questione semplicemente... Quindi è dall'esterno la regolazione, non è che l'uomo sarebbe interessante, sarebbe sensato e anche auspicabile che l'uomo, avendo un'intelligenza e una razionalità, potesse fare queste previsioni prima che le cose succedano. E il problema è che non è facile però calmierare il fattore principale, che è quello appunto della sovrappopolazione. Cioè ormai siamo diventati tantissimi, siamo quasi 8 miliardi, però con una crescita appunto che continua regolarmente, tra poco saremo probabilmente 10-15 miliardi, ma c'è un limite oltre il quale ovviamente non si può andare. A proposito dei limiti, oltre che fattuali e terreni proprio di risorse, per introdurci nel tema etico, no? La tecnologia per far fronte al fabbisogno energetico pian pianino sostituisce sempre più, si insinua nella biologia, vediamo negli ospedali anche impianti robotizzati, la tecnologia anche nella vita quotidiana, si parla con questi paroloni che mettono anche un po' paura, transumanesimo, cioè oltre all'uomo. Ma l'uomo potrà mai essere superato? Poco fa mi dicevi di questa autoregolazione, ma appunto l'uomo potrà, come dire, trasformarsi in qualcosa d'altro che non è l'uomo, oppure... Il problema non è tanto che l'uomo si trasformi in qualche cosa d'altro, ma che arrivi in qualcosa d'altro che in realtà poi supera l'uomo. Anzi, noi oggi pensiamo che appunto la popolazione sia il problema principale che l'umanità deve affrontare, e di conseguenza anche quello che poi provoca l'aumento della popolazione, cioè il problema climatico. No? Sì. E qualcun altro considera invece che più che il clima siano importanti e pericolosi per l'umanità le questioni legate per esempio agli armamenti atomici, cioè la bomba atomica. Questo era il problema principale subito dopo la seconda guerra mondiale, il temere che l'umanità si sarebbe distrutta non con la crescita e col sovraconsumo delle risorse, bensì semplicemente con le guerre atomiche e con gli inverni nucleari. Ma oggi si comincia a pensare, e il motivo per cui lo dico è perché qualcuno di quelli che lo pensano sono persone che in realtà hanno
il controllo di queste cose, in particolare per esempio da una parte Bill Gates e dall'altra parte Elon Musk, tutti e due sostengono che il vero problema del futuro non è tanto appunto il clima o l'energia nucleare, ma è l'intelligenza artificiale. C'è un bel libro che si chiama Superintelligenza di un filosofo che si chiama Bostrom, un tomone così di 500 pagine, e questo libro è consigliato per l'appunto da Bill Gates da una parte e Musk dall'altra, e tradotto in italiano tra l'altro dalla Bollati Berringhieri, saranno 4-5 anni fa, una cosa recente, e lui racconta, questo Bostrom è un filosofo tra l'altro, quindi ha una visione abbastanza completa, no, più a 360 gradi, racconta di quali possono essere i problemi dell'intelligenza artificiale, il fatto che le macchine ad un certo punto a cui noi affidiamo le nostre sorti potrebbero comportarsi in modi che non sono quelli che noi avevamo Quindi non una deciso. trasformazione ma una sostituzione. Anche perché quando c'è l'evoluzione biologica le cose sono sempre così, non è che la scimmia diventa uomo come molti antidarwinisti pensano, no? Bensì ad un certo punto dalla scimmia si diparte una nuova specie, prima un gruppo, poi una razza, poi appunto una specie, che ha caratteristiche che derivano in parte dalla scimmia. Noi per esempio dal punto di vista genetico abbiamo il 98,5% dei geni uguali a quello dello scimpanzé, però c'è una piccola differenza, l'1,5% è quello che è così. Quindi in realtà si dipartiranno queste cose, questa è una cosa che poi nella fantascienza naturalmente è stata esplorata da tempi immemorabili, dai miti greci, Prometeo, ma poi quell'altro Pigmalione che costruisce la statua e la fa così bella di Galatea, che poi ad un certo punto se ne innamora, la bacia, sente che è gelata e dice come Michelangelo, perché non parli o perché non baci, e così via. Fino al giorno d'oggi, in cui ci sono tutti questi miti degli androidi, ad esempio Blade Runner per dire, che è derivato da romanzi di Philip Dick e così via. C'è questa sensazione che ad un certo punto le macchine potranno prendere il sopravvento. In un certo senso l'hanno già fatto, perché se noi pensiamo a cosa sono diventate le città rispetto a quelle che erano una volta le città a misura d'uomo, oggi che sono completamente automatizzate, piene di automobili, parcheggi, no? Ormai poi l'automazione è arrivata dovunque, in casa nostra abbiamo l'Alexia che risponde ai nostri comandi, no? E così via. Siamo diventati molto meccanizzati. Per ora le macchine sono sempre, o meglio, fino ad ora, fino a poco tempo fa, le macchine erano passive, facevano quello che noi dicevamo, cioè anche con un'automobile dovevamo guidarla. Adesso però le macchine cominciano a diventare attive e a prendere decisioni che noi in un certo senso diamo loro attraverso i programmi. C'è un problema però, che i programmi non si riescono mai a scrivere esattamente come si vogliono scrivere. Cioè uno potrebbe dire, beh, io programmo una macchina a fare esattamente quello che voglio, no? E sono a posto. Come faccio? Devo verificare che il programma coincide esattamente con i miei desideri, e questo è un problema che da quasi un secolo ormai, dagli anni 30 del Novecento si sa, è un problema insolubile. Il famoso problema della fermata di Turing. Turing dimostrò appunto che credere di poter verificare la correttezza dei programmi è una cosa che non si può fare perché è indecidibile. Quindi quando uno scrive un programma ci sono sempre quelle che si chiamano le backdoor, no? Cioè uno programma una macchina per fare certe cose, poi si accorge e dice non mi ero accorto che diventa più grande, più che altro che può fare delle cose che sono permesse dal programma e che noi non avevamo previsto. Certo. E questo è il vero problema, perché nel momento in cui la macchina diventa autonoma, uno può dire ma questa è fantascienza, mica tanto, perché per esempio c'è stato un caso negli anni, credo che fossero gli anni della guerra fredda, forse gli anni 60, no? O primi anni 70, in cui in Unione Sovietica, un caso divenne famoso, c'era un programmatore che era addetto alle difese nucleari e ad un certo punto tutto è computerizzato, già negli anni 70 non c'erano i personal computer, ma c'erano i computer ormai da 20 anni, no? E questo programmatore vide arrivare un attacco nucleare da parte degli Stati Uniti. C'erano 4 o 5 missili che sullo schermo stavano arrivando.
Ed era la macchina che aveva... Lui disse cosa facciamo adesso, cioè quello che è stato insegnato a questo programmatore è che nel momento in cui c'è un attacco nucleare non stai a pensare, devi rispondere, perché la cosa è velocissima, no? E se tu aspetti che ti arrivi una bomba atomica sulla testa, no? Lui però disse ma mi sembra una cosa strana, perché ci hanno anche insegnato che quando uno fa un attacco nucleare non lo fa con 3 missili, lo fa con un centinaio, no? Perché deve azzerare la potenza del nemico, altrimenti poi dopo si ritrova la ritagliazione da parte del nemico. E lui prese sulle sue spalle la decisione di dire deve essere un errore della macchina. Subito così era, no? Effettivamente, però subito fu ovviamente bistrattato, era l'Unione Sovietica, l'idea è che i militari non devono rispondere semplicemente ai comandi e non prendere loro degli ordini, però poi alla fine ci si accorse effettivamente aveva ragione. Ora quello è un caso, ha salvato il mondo. Sì, però ci sono altri casi in cui per esempio la borsa, ci sono stati 2 crash nella borsa, no? Che sono stati innescati dai computer, i quali ad un certo punto sono abituati a comprare e vendere, però anche lì si possono innescare delle reazioni negative, no? Autonome, e una volta la borsa è crollata, no? E quindi questi cominciano a essere dei segnali, perché quando ci si affida troppo alle macchine, e soprattutto quando le macchine sono interconnesse e sono autonome e reagiscono autonomamente senza l'intervento umano, che poi non è detto che debba essere per forza razionale, anche gli uomini possono essere irrazionali e sbagliati, però bisogna stare molto attenti. Ora il mondo sta diventando sempre più tecnologizzato, no? E più ci affidiamo alle macchine e meno diventiamo capaci di controllarle. Pensiamo a cosa succederebbe oggi, no? Se ci fosse un blackout energetico. Una volta, insomma, di notte non accendi la lampadina, ma oggi saremmo tutti persi, non funzionerebbero i computer. Tra l'altro si è visto quando succedono queste cose a New York, eccetera, basta che manchi la luce per qualche ora e va tutto in tilt, perché ormai tutto è automatizzato. Nel 1870, quando c'è stata quelle bagliori solari, no? C'erano i telegrafi quella volta. Certo. Si è paralizzato il Canada e il Nord America. Quindi in realtà il vero problema è questo, che noi stiamo diventando troppo meccanicizzati e questo potrebbe scapparci di mano. Quindi attenzione, appunto, tutti si preoccupano del clima, no? E delle bombe atomiche. Il problema del clima, energia, popoli è un finto problema o è un problema reale? Quanto è ingigantito e quanto è reale? L'unico problema reale in Italia, perché siamo in Italia e del resto del mondo non so, è il paesaggio. Il paesaggio che è un paesaggio antropizzato, cioè il paesaggio di Positano, il paesaggio di Napoli, il paesaggio... Poi c'è la campagna, le colline, dove la mafia più violenta, in nome di questa falsa energia pulita, vuole montare ovunque fotovoltaico al posto dell'ulivo e al posto della vite. L'agricoltura viene umiliata e chi ha un campo lo vende o l'affitta a chi mette lì pannelli fotovoltaici, e le pale eoliche che distruggono, a Chieri o vicino a Cuneo, sono pale gigantesche che rovinano qualunque paesaggio. E questo è il problema reale. È il politico o l'intellettuale che può risolvere? No, non c'è toccato. Stavo dicendo che il problema non è quello dell'ambiente, dell'inquinamento, sono problemi che esistono forse nel mondo. In Italia esiste il problema del paesaggio, violato dalla mafia, distrutto dalla gente che vuole rubare. I politici non hanno nessuna sensibilità, solo Mattarella ha recuperato la parola paesaggio che era nella Costituzione, che oggi si chiama ambiente, territorio, transizione ecologica, tutte queste strozzate che hanno inventato per confondere le idee. E perché questo è il dato. Poi la politica non è in grado di capire i problemi veri, quindi si inventa dei macro problemi, l'inquinamento dell'ambiente, il buco dell'ozono. Marcello Veneziani, grazie di essere qui in questa nostra chiacchierata, no? Ecco, io la considero insomma una voce di quelle intelligenti anzitutto, perché di voci ce n'è, ma profonde e intelligenti no, cioè voci che rispondono col linguaggio della filosofia. Ci sono voci tecniche, voci dell'amministrazione, ma voci della filosofia critica sono poche, quindi è un piacere ascoltare insomma la sua opinione su questi argomenti. Allora, uno dei temi di cui volevo chiederle è il discorso del clima, dell'ambiente, del fabbisogno energetico di cui
oggi si sente continuamente parlare, Greta Thunberg, no? Ecco, ieri ho fatto la stessa domanda a Vittorio Sgarbi, che era a Cortina, e siamo andati insomma a fargli una piccola intervista. Ecco, lui mi ha risposto che è ben più grave il problema del paesaggio. Questa è la sua opinione, che merita comunque riflessione. Ecco, io chiederei anche a lei quanto è ingigantito e quanto è reale sul problema del clima, fabbisogno energetico, oppure se ci sono problemi che sono più gravi di questi. Ecco, la sua opinione. Sì. Ma io innanzitutto credo che il problema della emergenza ambientale esista. E il fatto che lo rende abbastanza, come dire, ideologicamente mistificato è l'isolare il tema ambiente dal tema più vasto della natura. Noi siamo in una strana situazione in cui ci scandalizziamo per la modificazione genetica di una carota, ma non di un uomo. La natura umana e la natura in senso generale vengono messe in qualche modo da parte. Non a caso si usa l'espressione ambiente, che è molto più asettica, che allude a contesti che possono essere anche di una fabbrica, diciamo. L'ambiente non è necessariamente la natura, e invece si trascende il tema della natura, perché il sostrato ideologico di questa battaglia globale che viene fatta è che noi dobbiamo difendere il clima, difendere dalle alterazioni in qualche modo reali che esistono del clima del nostro pianeta, ma poi non dobbiamo considerare nella sua effettiva pregnanza l'idea di natura, il fatto che la natura va rispettata. Natura vuol dire senso del limite, vuol dire ordine naturale, vuol dire creazione e anche, se vogliamo, un discorso intelligente su chi ha creato, quindi su un disegno intelligente di vita che è alla base della natura. Quindi, isolando il tema del clima dal contesto in cui invece avrebbe un senso, perde valore, perde efficacia e diventa uno slogan ideologico. Questa è la ragione per cui io sono abbastanza diffidente sulla battaglia, non che non esista, ripeto, questo tema. Tra l'altro non è il tema per eccellenza. Io qualche giorno fa ho fatto una specie di elenco dei mali di cui soffre l'umanità nella nostra epoca, e ritengo che il tema del clima sia uno dei tanti temi. Un tema è il sovraffollamento demografico, un tema è il contrario in Europa e in Italia in modo particolare la denatalità, altro tema ovviamente è quello dello sfruttamento dell'uomo, della strumentalizzazione, dell'abuso nei confronti dei minori, della inosservanza del rispetto nei confronti dei vecchi. Ci sono molti mali, ma alla fine tutto viene ridotto alla plastica. Sembra quasi che il nostro unico problema sia liberarci dalla plastica, che ripeto è un problema reale, ma va inserito in una gerarchia di temi e di emergenze, per cui insomma acquista una fisionomia molto più comprensibile, diciamo, alle reali urgenze del nostro pianeta. Certo, chiarissimo, e soprattutto mi viene in mente che sì, questo approccio più che nel contenuto è nella metodologia di affrontare il problema, quindi quasi nella sezione, no? Dietro alla parola natura, se posso anche aggiungere, c'è anche il corpo, oggi violentato, oggi sostituito, sempre più le macchine, no? Interagiscono e svolgono il lavoro che dovrebbe essere svolto dal corpo. Con la pandemia abbiamo visto un isolamento, no? Una decorporeizzazione quasi patologica, no? Ecco, un'altra domanda che volevo farle è questa: ma fino a dove la macchina potrà infilarsi nel corpo? Allora, parole per alcuni orribili, per altri meravigliose, come transumanesimo, postumanesimo, cioè la macchina potrà veramente sostituire il corpo o integrarsi nella biologia, oppure bisogna porre dei limiti etici a questa ingerenza della macchina nel corpo e di conseguenza quindi nella natura? Ma io credo che si debba ripartire da quella che San Tommaso chiamava la gerarchia degli esseri e dei beni, cioè conta molto più la persona rispetto alla macchina. La tecnica può essere uno straordinario mezzo per vivere meglio, ma se il mezzo diventa scopo, se il mezzo diventa prioritario rispetto a tutto ciò che in qualche modo dovrebbe essere invece lo scopo essenziale della tecnica, allora diventa qualcosa di degenerato. Io credo che l'attacco alla natura e al corpo umano abbia oggi due sostanziali
diciamo pericoli. Uno è il primato assoluto della macchina e quindi della tecnica all'insegna di una disumanizzazione integrale, e questo mi sembra estremamente preoccupante. L'altro aspetto abbastanza inquietante è che in sostanza la volontà personale, se non addirittura il capriccio o comunque il desiderio umano, prevalgono sui limiti della condizione umana, sul fatto che noi siamo nati uomini o donne da genitori in un luogo anziché in un altro, e attraverso questa idea di transumanesimo, attraverso questa idea del cambiamento anche della propria identità sessuale sulla base della propria volontà, siamo a forzare il corpo umano, la natura, i limiti che si addicono appunto alla natura umana. E quindi questo mi sembra estremamente aberrante. Quindi diciamo, reinvestendo il problema nella sua complessità, io direi che l'uomo si trova sotto attacco da una parte da una sorta di invasamento tecnologico, cioè da una convinzione che la tecnica debba diventare tecnocrazia, cioè debba governare, comandare sull'umano, debba comandare sulla persona e debba quindi dominare sul corpo umano. Dall'altra parte il corpo umano è una specie di plastilina che è al servizio della volontà del singolo, che se decide di essere altro da quello che è stato indicato dalla natura, allora può tranquillamente, diciamo, cambiare natura. Quindi è in questo che vedo il pericolo, l'incrocio tra volontà da una parte e tecnica che diventa scopo e non è più mezzo. Entrambe le cose possono essere ovviamente ricondotte a una dimensione realistica, e in questa chiave è possibile immaginare che le volontà umane siano all'interno però di un rispetto dei limiti della condizione umana, e dall'altra parte che la tecnica sia funzionale alla crescita spirituale, morale e anche corporale dell'uomo, e non che si sostituisca al corpo, all'intelligenza dell'uomo. Io sottoscrivo ovviamente questa necessità di un recupero del trascendentale. È da chiedersi però anzitutto come può avvenire questo recupero, perché appunto è anche vero che rispetto al passato, una volta dalle Indie arrivare in America ci si metteva mesi. Adesso penso che in 24 ore uno può spostarsi in tutto il mondo, e c'è quindi è favorito, no? Questo con la tecnica si favorisce l'idea di fungibilità, di sostituzione di merci e persone, e questo parallelamente logora, sfibra anche questa prospettiva del trascendentale, che se posso dire è molto correlata al senso di comunità, perché il trascendentale è appartenenza, credo io. E il mondo corre sempre più veloce e tende sempre a darci questo messaggio che siamo tutti sostituibili. La domanda è come tentare di recuperare questo senso dell'appartenenza e quindi della differenza della comunità, dei popoli, delle tradizioni, con un mondo che non si ferma più. Cioè, questo recupero è più facile che provenga dai politici, dalla classe intellettuale o dal popolo semplice? Da chi deve venire il messaggio opposto al degrado? Io, se dovessi dare uno sguardo complessivo a quello che sta avvenendo nel nostro pianeta e in particolare in Occidente, dovrei dire che siamo di fronte a un potere globale e una narrazione omogenea al potere globale che ci racconta esattamente il contrario di quello che la natura ci indica, cioè ci racconta appunto che l'uomo è fungibile, è cambiabile, è sostituibile, è cambiabile sia nella sua natura specifica, sia nel luogo in cui vive, sia nel rapporto con gli altri uomini, cioè è un atomo che si può tranquillamente spostare dappertutto, che sulla base della sua volontà può cambiare la sua identità e può anche cambiare la sua identità in relazione al luogo, in relazione al popolo, in relazione alla comunità. Questa è la narrazione, diciamo, generale che corrisponde a un potere dominante. Dall'altra parte, cosa si oppone a questo? A mio parere si oppone semplicemente la realtà. È l'insorgenza della realtà l'unica vera speranza, cioè il fatto che ci sia una sorta di ribellione dell'istinto, della passione, del corpo, dell'anima delle persone, che non può accettare questo modo irreale di vivere, cioè la prevalenza di tutto ciò che è astratto, di tutto ciò che è lontano rispetto a ciò che è vicino, a ciò che è concreto, a ciò che è vivo, tutto ciò che viene in qualche modo costruito ideologicamente, che diventa inevitabilmente, diciamo così,
prepotente rispetto alla realtà, rispetto alla vita e ai limiti della vita umana. Quindi io credo soprattutto nella insorgenza della realtà, e l'insorgenza della realtà è un processo che attraversa la politica, ma che non nasce e non finisce soprattutto nella politica. Riguarda ovviamente il rapporto che ciascun uomo ha con la sua società, che ciascuna famiglia ha in relazione a una società, che ciascuna comunità, dalle più piccole alle più grandi, riesce ad avvertire quando sente perdere, come dire, il terreno sotto i piedi. E quindi io credo che sia un processo sociale, spirituale, intellettuale, quindi culturale, e un processo che dall'altra parte investe anche la politica. In questo dobbiamo dire che la politica è in pauroso ritardo, e i pochi soggetti che alle volte riescono a rappresentare queste istanze sono sempre soggetti innanzitutto considerati outsider, fuori dai limiti, diciamo, concepibili della politica attuale, e quindi fuori dalla modernità, fuori dalla democrazia, fuori dalla libertà, fuori dall'Europa nel nostro contesto, e quindi sono sempre considerati qualcosa da demonizzare, e quindi c'è una oggettiva difficoltà della politica di far valere semplicemente il peso della realtà, perché prima ancora di arrivare a una concezione della vita e quindi a una visione del sacro, della trascendenza, c'è da recuperare il rapporto semplicemente umano tra l'uomo e le cose, tra l'uomo e la natura, tra l'uomo e la sua città, e c'è da recuperare un rapporto naturale. Quando ci dicono per esempio che noi dobbiamo amare chi viene da lontano, amare l'immigrato, amare colui che viene da lontano, noi sovvertiamo una gerarchia naturale, perché è assolutamente insito nella nostra natura umana avere, come dire, una sfera affettiva che parte dal più vicino e che va verso il lontano, e non il contrario. Cioè è inevitabile che noi avvertiamo una premura particolare nei confronti dei nostri padri, dei nostri figli, dei nostri fratelli, e poi dei nostri concittadini, e poi dei nostri connazionali o coterritoriali, per così dire. Quindi abbiamo inevitabile e naturale propensione a partire dal vicino e andare verso il lontano. Questo schema ideologico, che invece vorrebbe invertire le cose e dire che noi dobbiamo sentire più compassione per l'umanità e magari più indifferenza nei confronti di chi ti è vicino, è, a mio parere, ciò che sta minando le comunità, le città e le nazioni. E quindi credo che sia questo il processo da valorizzare. Quindi è l'insorgenza della realtà, ed è un mistero come questo possa avvenire. È una combinazione di fattori umani, di fattori sociali, vorrei dire anche di fattori imponderabili, un tempo si sarebbe detto della provvidenza, ma comunque di fattori che intervengono per correggere il tiro di questa umanità che viceversa è politicamente corretta. Mi piace molto questa speranza finale che lascia nelle sue parole, ottimistica, di una storia che si autosalva, si autotutela, si autoprotegge. Mi auguro che accada, non ne sono così sicuro. Io vedo il corpo umano che abbiamo citato, e se uno mi convince con l'inganno a bere un veleno, poi me lo fa vomitare il mio corpo. Quindi c'è, come diceva poc'anzi, una reazione forse anche violenta, uno spasmo, no? Che reagisce. Quindi mi auguro che ci sia, me lo auguro anch'io, perché il mondo così, non so se la storia ha mai visto un punto più nero. Marcello, grazie ancora di cuore di questo incontro, e speriamo che avvenga come ci auspichiamo, cioè che ci sia un rovesciamento, e ci sarà. Grazie ancora. Grazie a voi. Allora, grazie Vincenzo Soffo, tu è tanti anni che ti impegni nel mondo della tutela anche delle identità, del senso dell'appartenenza, delle tradizioni, e anche e soprattutto ultimamente col tuo ruolo di europarlamentare stai conducendo battaglie, insomma, una dietro l'altra, ammirevoli e importantissime. Io sto affrontando un argomento che spesso e volentieri è sulla bocca di tutti, ma tante volte anche strumentalizzato, forse anche esagerato, non lo so, però il tema del clima e della globalizzazione sono temi anche, diciamo, mediaticamente formano un eco, dei riverberi, è difficile districarsi in questa confusione. Abbiamo avuto fenomeni come la Greta Thunberg e altri. Io in questo dibattito ho sentito l'opinione di scienziati, ho sentito Pier Giorgio Di Freddi, ma anche Marcello Veneziani.
ho voluto vedere di persona con i miei occhi il problema e ho deciso di recarmi alle isole Svalbard, dove lavorano i ricercatori e dove forse più che in altre parti del mondo si sente, si percepisce questo effetto domino. Io ti chiederei, molto semplicemente, intanto se c'è un rapporto fra il riscaldamento globale e la globalizzazione. Per globalizzazione intendo il crescente fabbisogno energetico che spinge a spostare merci e persone con una rapidità impensabile rispetto al passato, rispetto al 1800 per compiere un viaggio dall'India all'America. Adesso in poche ore persone e merci sono in qualsiasi punto del mondo, comportando quindi anche delle rotte commerciali nuove nell'Artico, pensiamo solo alla Groenlandia. Ecco, questo problema del riscaldamento globale è un problema, a tuo dire, reale, esagerato? Quanta realtà c'è e soprattutto l'Europa fa e come affronta il problema? Ecco, grazie. Sì, allora, diciamo, non sono diciamo, un esperto, a me piace parlare, diciamo, delle cose che mi competono, no? Perché credo anzi che si debba tornare un po' alla vecchia pratica per cui, diciamo, a parlare di un tema sia soprattutto chi appunto studia ed è esperto di quel tema. Quindi non mi addentro su quanto sia, diciamo, reale o quanto sia esagerato appunto il problema del riscaldamento globale. Allora, che noi abbiamo un problema, diciamo, in termini di territorio, diciamo, un problema climatico è evidente. Io lo seguo molto, per esempio, banalmente, tra virgolette, perché poi in realtà banale non è, quando vado sul mio territorio di elezione, no, che è il sud Italia. Una delle tematiche che segue è proprio quello oltre che il dissesto idrogeologico, ma dell'erosione costiera. Cioè il fatto che praticamente le coste italiane, ma non solo, io ovviamente me ne occupo per quanto riguarda il sud Italia, siano ormai letteralmente, diciamo, mangiate dall'avvicinarsi dell'acqua, cioè l'innalzamento del livello dell'acqua del mare sta comportando ovviamente all'erosione delle coste con enormi problemi non soltanto da un punto di vista urbanistico, pensate insomma a tutto, diciamo, l'abusivismo o meno, però diciamo anche l'abuso, diciamo, di costruzione edilizia proprio, diciamo, nelle prossimità delle spiagge, quindi di tutti gli edifici che sono a rischio e quanto questo comporta in termini di danni anche proprio per la tenuta del territorio. Lo vediamo ogni volta che c'è un temporale, che danni che provoca. Questo adesso tra l'altro inizia a essere il periodo proprio caldo. Ma il secondo problema, per esempio, è quello della desertificazione, cioè che cosa sta accadendo? Ci sono zone della Calabria, per esempio, che è uno, diciamo, dei territori di mia competenza, che sono a fortissimo rischio, che addirittura non hanno più l'acqua, che praticamente da una parte l'allevamento, diciamo, e l'agricoltura intensiva praticamente portano gli agricoltori, diciamo, a svuotare le falde acquifere che ci sono sotto il terreno, dall'altra appunto l'innalzamento del mare e l'erosione costiera stanno portando il mare a entrare in queste, quindi c'è il mare non è che arriva, diciamo, avanza soltanto in superficie, avanza anche sotto la superficie e quindi riempie queste falde acquifere che vengono svuotate invece da agricoltori e allevatori. Cos'è che porta questo? Comporta che praticamente l'acqua che tu ti trovi sottoterra, che è quella, diciamo, che serve in primis per esempio ad alimentare le piante, quindi la nostra vegetazione, il nostro territorio, sta diventando sempre più salata, quindi c'è l'effetto salinizzazione dell'acqua. Ovviamente il sale che cosa comporta? Comporta il fatto che la pianta e quindi la vegetazione che si abbevera di acqua salata si secca e questo comporta una desertificazione. Tanto per farvi capire l'importanza del problema, ci sono comuni in cui dalle case tu apri il rubinetto e ormai esce acqua salata. Oltre al fatto che ci sono comuni in cui l'acqua non arriva proprio, quindi c'è proprio il problema della mancanza di acqua. Tant'è vero che uno dei progetti, diciamo, che sta studiando è proprio quello della desalinizzazione dell'acqua marina. Ma al di là di questo, e quindi, diciamo, preso atto del fatto che un problema a livello, diciamo, climatico e territoriale oggettivamente c'è, a livello politico c'è una questione che secondo me
urgente o non urgente, esagerato o non esagerato, la questione del surriscaldamento globale è sicuramente una questione strumentale. Cioè, al di là delle questioni tecniche, scientifiche, diciamo degli esperti, c'è poi un dato politico e geopolitico, che è quello della battaglia sul clima, perché è evidente che questa cosa qua, che ha anche una presa, diciamo, in termini di efficacia di narrazione, no? E, diciamo, agli occhi della popolazione, venga utilizzata proprio come strumento per raggiungere altri obiettivi. E questo è il punto che poi invece compete chi fa politica, compete quindi persone come me, e soprattutto ci compete a livello europeo, a livello di Unione Europea, perché quello che sta accadendo è molto interessante. Cioè il clima utilizzato come, diciamo, scusa, come strumento, poi giustificato o meno, diciamo, questo diventa appunto un altro tema, per in realtà cambiare degli assetti politici e geopolitici. Tant'è che tu hai parlato della globalizzazione. La più grande incoerenza della dottrina ecologista alla Greta Thunberg, qual è? È quella che l'unica cosa che non viene messa in discussione è la globalizzazione e l'iperconsumismo, che sono gli unici due elementi che, diciamo, che comportano appunto questo, diciamo, abuso di consumo del territorio, e quindi con tutte le conseguenze anche in termini climatici, no? Quindi l'ecologia andiamo tutti in monopattino con l'auto elettrica, no? Quando invece, diciamo, il costo ambientale di questo tipo di transizione energetica in realtà addirittura è quasi maggiore rispetto, diciamo, alla struttura energetica che noi abbiamo attuale. Quindi è evidente che ci sia qualcos'altro, perché se tu mi fai un discorso di battaglia per il clima, lotta per il clima, ma non metti in discussione i trattati di libero scambio, non dici che è un problema però il fatto che tu trasporti cibo da una parte all'altra del mondo con i cargo, che sono il veicolo più inquinante che esista, quando tu lo stesso cibo lo potresti produrre localmente, e invece tu massacri l'economia locale per favorire il commercio internazionale. Abbiamo visto con la crisi del canale di Suez, no? Con la nave che si è incagliata, che cosa questo comporta a livello proprio di commercio mondiale. E se tu non dici che il fatto che, diciamo, abbiamo un modello economico e anche politico che ti impone a consumare, pensate tutta, diciamo, la questione delle auto, no? Euro 4, Euro 5, Euro 6, per cui praticamente ogni 2 anni ti impongono, no? Ti mettono delle restrizioni tali per cui tu devi cambiare l'auto. Cambiare l'auto, faccio un esempio molto pratico, ma il ciclo di vita di qualunque prodotto, no? A partire da quelli che stiamo utilizzando per comunicare io e te in questo momento, si sta riducendo, ed è un ciclo di vita che è studiato scientificamente, e viene ridotto per cosa? Per stimolare appunto il consumo di un prodotto che tu potresti utilizzare magari 5 anni, 6 anni, che invece ti fanno utilizzare massimo 2 anni. Questo non comporta iperproduzione, dunque iperconsumo, dunque iperinquinamento, ma queste cose qua sono dei dogmi che non vengono toccati. Quindi è evidente che la motivazione sia un altro, cioè che il problema del clima sia, al di là del fatto che sia vero o non sia vero, ma è strumentale ad altre finalità che sono di carattere geopolitico, secondo me, oltre che economico. Guarda, sono osservazioni lucidissime e soprattutto importantissime nel dibattito che mi interessa proporre, perché come anticipavi, come esordio, l'opinione del tecnico è un'altra cosa. Io ho sentito l'opinione dello scienziato, del divulgatore, del filosofo, anche addirittura della semplice guida che lavora nei territori di interesse, però mancava una visione, come dire, complessiva, una panoramica non tecnica, quella che hai fornito tu molto lucidamente, e che secondo me ci voleva anche questo aspetto critico. È importante, cioè che tu giustamente mi dici il problema c'è, però viene a volte, a tratti, strumentalizzato, quindi è un ulteriore motivo di riflessione che spero che venga approfondito. Diciamo che non viene affrontato nel modo, diciamo, in cui dovrebbe essere affrontato, ma viene utilizzato come scusa invece per affrontare tutto un altro tipo, diciamo, di questione. Certo. Beh, spero che questa nostra chiacchierata venga ascoltata e sia motivo di ulteriori indagini e riflessioni. Io ti ringrazio ancora di cuore, sai, per aver accettato questo nostro piccolo incontro, e ti mando un carissimo saluto. Grazie a te, Emanuele. Ciao. Ciao, ciao.
Buongiorno a tutti, è il 19 luglio 2021, ci troviamo alle isole Svalbard, nelle terre emerse più a nord del mondo. E qui da queste terre che i famosi pionieri Amundsen, Nobile e altri grandi capitani animati dalla sete dell'ignoto, dell'avventura, sono partiti per raggiungere il polo nord geografico, che si trova a soltanto poche centinaia di chilometri da noi. Siamo quindi al polo artico, appunto a nord. Qui la fauna, la vegetazione, le specie animali sono caratteristiche proprio di queste zone, ed è proprio qui che la Terra, il pianeta, sente il cambiamento che opera con un effetto domino su scala planetaria. Che ci sia un intreccio fra l'attività umana e l'attività naturale, e che come questo intreccio modifichi, alteri la vita, le attività, è oggetto squisito di argomentazione, di riflessione filosofica, psicologica, scientifica. Ed è proprio per questo che sono venuto qui, perché affrontare un problema significa guardarlo coi propri occhi. Mi sono recato quindi al polo artico, nelle terre più a nord del mondo, per interrogare le persone che vivono e lavorano qui, che si tratta di ricercatori scientifici, sui cambiamenti globali, in che modo la globalizzazione, in genere i cambiamenti globali, stanno alterando e modificando la natura, l'uomo, la vita, la geografia, le specie animali. Per esempio qui l'orso polare trova la sua dimensione naturale. Una grande avventura, una spedizione al polo artico, con la sete e il desiderio di avere chiarezza e con la sete di avere conoscenza. Grazie. Good morning. Now we have in Svalbard Island is luglio 2021. Okay, we have with Menno Bart van Eerden from the Netherlands. I'm a biologist by profession. Yes. And you studied the life in the Arctic pole? Yes. Okay. Yeah. For how long? Oh, since 1977. That's quite a long time ago. Then I was here as a young student, together Yes. with my friend, also student biologist we are. And then we were watching geese for the first time. Geese, migratory birds that breed in Svalbard, and they go to the north of England, Scotland, to winter. So they make migration route, and they are depending on multi-steps: Arctic breeding, Norway, resting, feeding, and wintering in Scotland. And all that system is very on the move. So it's not your first time in Svalbard? No. I've been here for several summers in execution, and now we are coming back and with the same group of people. What are you studying in the biology? Yeah, mainly just the vegetation in relation to the grazing by the reindeer, by the geese, and also then the interaction between the geese and the polar bear. So the polar bear has increased on the tundra. We are going to the tundra, and the polar bear is now going to the islands where the geese are breeding. That is totally new, and the geese have no young anymore. So many times they have nests, but the polar bear comes because there is no more ice. The seals have gone, and normally they went up north, but now the polar bear stays, and it takes the eggs and the young geese sometimes, and that's very rich in protein, but that's a big difference from the old days. And you can imagine. Think it's for the changing of it's the global weather. Yeah, of course, it's global warming. So the polar bear now has adopted a new strategy, so to speak, and it is going into that direction. And not all polar bears can do. There are specialist polar bears that do that. And some mothers take their cubs that have been born on the tundra in winter, and then in spring they go up north and they visit the bird islands, and they deplete really the birds from all their nests. And you think this is a problem
Well, I would not say it is a problem, but it is something that nobody had thought of, that this would happen. And that makes you think that in just 30, 40 years, when we started, we thought, okay, we are describing a situation which is unique in the world, and it is then biology, and you do your measurements, and you find relationship, and you want to know the protein content in the leaves of the plants, etc., etc. And then suddenly, in the late 90s, early 2000s, the polar bear changed their attitude, and now are becoming a big predator to the geese. The geese are breeding on islands. Okay. Yes. You know, it's a little bit complicated. Geese are escaping foxes. There is foxes here. Maybe you have Yes, seen them. yes. Arctic fox. An Arctic fox takes the egg of the geese. The geese are therefore breeding on islands where there is no Arctic fox, so they were protected. Yes. But now the bear is just swimming to the island with the young, Yes, yes. and is going like this and say, "Ha, eggs, nice Yes. for me." But you think whole is This is just one aspect, but you Yeah. can. It's an obvious aspect, and the whole population is now no longer producing young. So we are coloring the geese with color codes, so you know exactly who is alive, and who is paired to whom. And in Scotland, these geese are being watched as well. So you have them lifetime. And in Norway, in Vesterålen, and in Lofoten, halfway on the spring, there's also research going on. So we not only work here, but colleagues of us, other Dutch people, are in Ny-Ålesund, for instance, and they also watch the same barnacle goose, Brandthalercopsis. You think is a consequence of human activities or Well, natural activities? No. The global warming and the heating up of the Arctic Ocean, the melting of the ice, that is, of course, known by other scientists as an effect of all the industrialization and the warming. You are sure about this? Yeah, we are sure of that. It's not No. only natural. You may think this year is a late year. There is still snow on the mountains. We saw this morning, so it was snowing. But that is an exception. You see, it is in reality it is going warmer, and you may think warmer, 4 degrees warmer. 4 degrees. You came from Italy, I come from Holland, and we had 25 degrees. Maybe you had more. Yes. But for here, 4 degrees. No, it is already warm, and so everything is relative. So the geese and the vegetation, they are in balance, and as soon as vegetation grows faster, then the protein content is going down, for instance. That kind of relationship, and that's very subtle. It is not that you say, okay, there's flowers everywhere or tulips. No, it is subtle differences, and Yes. these subtle differences we are studying on the long term. So you can't do this in 1 year. You need to I have a long understand. series. So we have plots But, on the tundra. We return to the same area, exactly the same area. We build house there and But the problem, observation tower. in which way resolve the problem? The science must be more ethic for the. We are of course very deficient of long-term data. Everybody is talking about things, but few people are measuring. And you can have big expeditions with helicopters flying around and survival suits. Aggressive. Well, and then a lot of subsidy. We do it in a simple way. And as my friend Jouke Prop, I want to mention his name. He is famous in this world, and he is watching biologists. What's your name? My name, Jouke Prop. Prop. Yeah, Prop. Yeah, you should know his name and watch him on several media. He's well known, and I'm very glad that I can join him now. We were friends since 1977, and still oldies now, but still doing the same things. And now we have in 10 days' time, young people also come. So we want to give this way of doing research also to younger people, because we can do this still now, but of course there will be a time that we become older and we have to stop, and then it would be so important and so nice that other people take over with the same view and attitude. So now we are together next week with a group of 7 people, and then the young ones are being inspired by us as the oldies, and then you can continue on this type of work. That's my vision.
Thank you a lot for this contribution. I hope the people can think about this question. I hope too. It's a fantastic country still, and it's not that we say, oh, it's boring or it's changing and it's going down, but it's changing, and the message is that we have to be very, very seriously looking at what we are doing on our planet. I mean, I'm sure. Yes. And this is an exact spot to learn very much more about this. Thank you for asking me. Thank you and good luck for Yes, your work. and the same. Thank you. Bye. Good morning and thank you for this meeting. You work here in Svalbard, okay? Yes, my name's Steve Colson and I'm a professor of Arctic terrestrial ecology with a focus on invertebrates. So I look at the spiders and the mites and the butterflies and things like this that live in Svalbard. And I've been working at doing this now really since 2005. So I was employed here full-time from 2005 until 2015, and then I left to go to Sweden for a few years, but I continued to teach on courses here, and I returned to UNIS in January of this year. So my job is as departmental leader, but also to teach and research Arctic terrestrial ecology. So you study the life in Arctic, in this region? Yes, the department I work with, we look at the plants and the mosses and the lichens and things like this, as well as the invertebrates. And we also have a marine section which looks at really looking at plankton and algae in the coastal waters around Svalbard. And then we collaborate quite closely with other organisations like the Norwegian Marine Institute or the Norwegian Polar Institute, and together we research other groups as well, things like polar bears or the seabirds. And so we cover the whole gamut of life in the Arctic. Okay, I think in the question today about the global warming, okay, and then changing in the world, the life, the work. A lot of time ago, the people can go from one country to another country in a very long time, and now you can take a flight in few hours. So, is a whole is changing. So, this world, global world, in which way are influencing the biologic life in the Arctic? Well, I think the thing people immediately focus on is climate change and how the environment is changing in the Arctic and what consequences this will have for species like the polar bear. That's the iconic species of the Arctic. But we can see dramatic changes in other groups as well. So if you look at the pollinators in Svalbard and in Greenland, we don't have bees, so we have small flies that do the pollinating, that transfer pollen from one plant to another. And we can see dramatic changes in the abundances of these. In fact, in Greenland, some of the species have decreased by 80%. So we can imagine there'd be significant changes for the seed production of plants because of this. But also you can think about the invertebrates as food for migrating birds, for example. And if you're getting 80% decrease in abundances of their food, then you can imagine that their breeding success will decrease as well. Mm-hmm. And one thing you mentioned there, which is quite interesting, is how the world is getting smaller. People fly around the world now. And we can think about introduced species and new threats by new species being brought here by humans. And if we go to some of the abandoned towns in Svalbard, we can find invertebrates which shouldn't be here. They've been brought in by humans, and we believe a few of these could be invasive. So potentially they can start to spread throughout the islands, throughout this part of the Arctic, and outcompete the native species. But we don't know yet. We'll have to see.
It is very interesting. I want to ask you about your opinion. The changing in the life or in the global warming is more from nature or for human activities? Oh, that's the argument that goes Difficult backwards and question. forwards. It is a difficult question. If we look at the Arctic as a whole, the Arctic is warming twice as fast as the global average. If you look at Longyearbyen, and this part of Svalbard where we're sitting now, we're warming twice as fast as the Arctic average. So this little part of the Arctic is warming 4 times faster than the global mean. Now, whether or not that's due to human activities is what's being discussed, but I think the general consensus is that human activities are contributing to the greater part of that warming. So most of the warming that we're seeing in the Arctic is due to human activities and, in principle, the release of CO2. But that's something that's is debated, but not. The consensus is that it is human activity. Yes. In general, the relationship from technique, science, and the ethic. No? Where is the limit of the technique? When put this limit, about your opinion? Do you mean the technology to reduce The climate? technology, sometimes we have a robot or technology in the body, you understand? Yeah, okay. Well, I suppose one of the main sort of technological developments that is happening at the moment is this move towards renewable energy and green energy to get away from the dependency on fossil fuels. And it's really the burning of the fossil fuels which has led to the changes we're seeing in the environment. And I can show you changes around Svalbard that have happened during my period here, which is 15 years. But that they are sort of, the evidence says that these are actually part of a longer term change. So it's not just my own personal memory. But in Svalbard, we are at the moment dependent on a coal-powered fire station. So all our energy comes from burning coal, which is hardly environmentally friendly. So there's quite a lot of effort at the moment, particularly being funded by the Norwegian government, to investigate other energy sources. So there's an Arctic Energy Centre that's being created at the moment in Longyearbyen, and this will investigate how solar panels can work in the Arctic. How can geothermal energy be used? Can we use wind farms? Can we have wind turbines here? And how do we store the energy? Because one of the big problems we have is that for long periods of the year, it's the polar night, so solar panels won't work. So other ways that we can store energy, maybe in battery packs or as ammonia, and how will this work? And the aim, is that in about 5 years' time we'll be able to decommission the power station and move completely over to renewable energy. And this would be a test centre for technology which could be exported around the world for use in any off-grid, cold climate locations. Okay, it's very interesting, and I hope that people can think about this question, because sometimes today the people are speedy and don't be quiet to thinking. It's important for this conference and this speaking, invite the people to think. So I thank you again for this meeting. Thank you again for everything. Thank you. Nice to speak to you. And good luck with your conference. Grazie. Una renna. Il problema adesso del riscaldamento globale, del cambiamento globale, di come l'attività umana può modificare, diciamo, l'intero pianeta, la vita, è proprio qui che si sente in particolar modo, ed è proprio qui che viene studiata. Qui ricercatori da tutto il mondo vengono a studiare
il clima, lo scioglimento dei ghiacci, ed è proprio da queste terre che noi cercheremo di capire il problema, sicuramente non di risolverlo, ma almeno di porre e far porre delle domande, perché il problema è oggi che tante persone non si pongono domande. Lo scopo della filosofia, del pensiero, in genere della ricerca, è porre e far porre domande. Ci troviamo con Valeria. Valeria. Ok. Sì. Dove ci troviamo? Alle Svalbard, Alle Svalbard, nell'Artico. Abbiamo appena attraversato un ghiacciaio, quindi Sì. siamo nel luogo giusto per affrontare l'argomento di questo dibattito, cioè i ghiacci, la vita dei ghiacci e più in particolare il cambiamento di questa vita e di questi ambienti. Tu lavori qui da molti anni? Questa è la prima estate che lavoro qui. Siamo in collaborazione con la compagnia Brim Explorer, la parte dove siamo adesso, e quello che stiamo testando quest'anno è un progetto di sostenibilità, quindi stiamo cercando di sensibilizzare il turismo per sviluppare un turismo sostenibile. Ma tu studi biologia, fai ricerche Sì, sono una biologa marina. Ho studiato a Bologna in Irlanda e da più di un anno che vivo in Norvegia. E quello che faccio è che studio le balene, e in particolare le orche. Questo che facciamo è a Lofoten, quindi sempre nord of Norway, però adesso siamo spostati alle Svalbard. Quindi tu in questi tempi di lavoro e di studio sul campo, cioè che cosa puoi dire? La vita degli animali è cambiata, sta cambiando, è sotto attacco? Mi citavi prima gli orsi polari, come la vita di questi animali sta cambiando e in relazione a cosa? Ok, a livello, quando siamo qui nella vita artica parliamo anche di animali, ovviamente selvatici, che dipendono totalmente dal ghiaccio, quindi la loro vita è correlata al ghiaccio. Un esempio possono essere le foche si basano vivono praticamente molta parte della loro vita sul ghiaccio e poi quando devono cacciare i pesci ovviamente fanno sotto il ghiaccio, però anche per i cuccioli è importante avere del ghiaccio dove loro possono stare, e poi dopo con il resto della neve riescono a fare una sorta di cuccette dove loro stanno dentro, e questo li protegge anche dall'attacco degli orsi polari. Con la riduzione del ghiaccio, anche gli orsi polari ovviamente sono molto dipendenti dal ghiaccio, ok? E che cosa succede? Se c'è una riduzione dei ghiacciai e soprattutto dell'ice pack, del ghiaccio nel mare, molto veloce, che negli ultimi anni, dal 1979 si è ridotto il ghiaccio del 70-80%,
Sì. Quindi questi animali devono adattarsi a un'altra vita. Per le foche succede che non c'è abbastanza ghiaccio, quindi il livello di riproduzione scende, perché i cuccioli appena nati non sanno nuotare. E quindi se non c'è abbastanza ghiaccio dove possono sviluppare i primi mesi di vita, muoiono. E oltre, un'altra cosa è che l'orso polare, non essendoci più la preda principale dell'orso polare che è la foca, l'orso polare cosa fa? Deve cercare di alimentarsi con altre prede. E recentemente è stato avvistato che l'orso polare sta attaccando renne, che prima era una cosa che non era stato così visivo come adesso, perché c'erano abbastanza foche che dipendevano dal ghiaccio. Un effetto domino mondiale. Ma tu che lavori qui e studi questi argomenti, cioè questo riscaldamento globale che è sulla bocca di tutti, però non tutti hanno capito alcuni dettagli del problema, cioè certo. È la natura, l'attività naturale o è l'uomo alla base di questi? Beh, sicuramente l'attività antropogenica non aiuta quello che sta succedendo qua, cioè l'uomo in ogni caso, qualsiasi attività noi portiamo lasciamo un footprint, cioè lasciamo comunque un impatto, un'impronta, e quello che poi dobbiamo cercare di fare è che se vogliamo visitare o fare parte di questi posti così remoti come l'Artico, dobbiamo cercare di essere più rispettosi possibile. Ma alcuni scienziati comunque ritengono che i cambiamenti climatici sono sempre avvenuti in tutto l'arco della storia. Il cambiamento quindi odierno, appunto, c'è qualcosa di naturale o è prevalentemente umano? L'industria, per esempio la globalizzazione, le moltissime navi e industrie, oppure comunque questo cambiamento ci sarebbe stato comunque senza l'uomo, al di là dell'impronta di cui citati? Ok, è una domanda difficile. Sì, dal mio punto di vista, onestamente, io provo con le informazioni che ho raccolto per la mia ricerca e quello che so, quindi non è che posso affermare questo al 100%, però sicuramente in posti come qua, come nell'Artico, che è una delle regioni dove è il posto del mondo dove il cambiamento climatico si sente più dappertutto, è più forte, è 3 volte più veloce di quello che succede nel resto del mondo, quindi qui i risultati si vedono, non ti posso dire like ad occhio, però nel giro di qualche anni sicuramente si può vedere. E negli ultimi anni anche a livello turistico e anche a livello di barche, di trasporti qui nell'Artico è aumentato in una maniera enorme, cioè veramente un rapido aumento, ecco, quindi un aumento molto rapido di questa attività umana che secondo me, se non viene calcolato il rischio di quello che possiamo portare qui nell'Artico, può essere devastante. Quindi io, dal mio punto di vista, penso che sicuramente l'impronta umana sta accelerando di più il cambiamento. Quindi tu proponi comunque delle soluzioni etiche, cioè che sia la scienza che anche il turismo abbiano dei limiti, dei limiti etici. Sì. Ad esempio uno scarso attutire l'impatto ambientale del trasporto. Esatto. Una fra le tante, no? Come citavi un bellissimo progetto prima. Quello che stiamo lavorando qua con Prima Explorer, che è questo catamarano dove siamo adesso, è un catamarano ibrido, quindi l'etica di questo tipo di turismo è cercarsi di spostarsi a un trasporto marittimo con minima emissione di CO2, di anidride carbonica e tutto. E quindi si cerca di ridurre tutto questo tipo di fuel, dammi la parola in italiano, di diesel, e di andare più verso una sorta elettrica e comunque più green, cercando di essere più... Tu sei una ragazza coraggiosa comunque che ha lasciato il suo paese per l'ignoto, si può dire, per queste terre che sono state circondate da un'aura di mistero per secoli, da partire da Barents, che ha scoperto queste terre. A te suscita emozione lavorare e vivere qui? Sì, è sicuramente avere un impatto molto più chiaro di quello che sta succedendo, questo senz'altro, perché vederlo sempre, parlarne è una cosa, però veramente quando vieni in questi posti e puoi vedere con i tuoi occhi come cambiano, come è diverso e come il cambiamento climatico davvero sta affettando questo posto, è veramente è chiaro, cioè la realtà diventa più chiara in qualche modo. Io spero che comunque le tue scelte siano un esempio per i tanti giovani del paese da dove vengo anch'io, che magari vivono nell'incertezza, soprattutto in questi ultimi anni. Ecco. Se tu dovessi dare un consiglio ai giovani, anche ai giovani ricercatori, quale sarebbe il tuo consiglio?
giovani ricercatori, se come interesse hanno quello dell'ambiente, di cercare comunque di puntare sui propri sogni e quello che pensano, se vogliono cercare di fare qualcosa per cambiare la situazione, credeteci, provateci e continuate. E per le persone che non sono ricercatori ma hanno un altro tipo di vita quotidiana, cercare nel nostro minimo di ridurre il più possibile il nostro impatto nell'ambiente e cercare di fare meglio, perché è vero che io faccio qualcosa di buono, però gli altri no, non è questa la filosofia. Sarebbe buono cercare tutti nel nostro piccolo di cercare a fare qualcosa, e questo è quello che cerchiamo di mandare, questo messaggio ai turisti che vengono da tutte le parti del mondo in questa barca a visitare questi posti. E io spero che ti ascoltino in tanti, perché spesso oggi la rincorsa alla ricchezza, al momento effimero sono all'ordine del giorno, mentre insomma la tua è una proposta, un messaggio etico, di rispetto, di ascolto, di comprensione della natura. Grazie ancora per questa chiacchierata con noi. Figurati, grazie mille, ciao. Occorre porre delle domande non solo alle persone che vivono intrinseche a questa realtà naturale, ma anche alla natura stessa. Mi sono ben presto reso conto che per affrontare il problema dello scioglimento dei ghiacci occorreva fare l'unica cosa che nessuno vuole fare: interrogare il ghiaccio, il diretto interessato, e non con strumenti di misurazione, viti, molle e ingranaggi, ma con la parola, come se esso fosse non solo un'entità vivente, e lo è, ma addirittura una persona. Ma perché il ghiaccio si scioglie? Dopo tanto tempo a porsi delle domande, ho capito una cosa: la verità è il ghiaccio, la verità è la luce brinata del nord. Per questo il mondo intero è vittima del cambiamento, dello scioglimento dei ghiacci. È la verità a sciogliersi di fronte all'egoismo umano. La verità è il ghiaccio che si scioglie di fronte all'egoismo umano. Si può infatti affermare che dove c'è il ghiaccio c'è la verità, e man mano che la menzogna e l'inautenticità avanzano, si frantuma il ghiaccio. Il problema dello scioglimento dei ghiacci e dei cambiamenti climatici è stato affrontato dalla scienza dall'unico e dal solo punto di vista materiale, che ha considerato il ghiaccio solo un grumo d'acqua rappreso, anziché considerarlo per quello che è, un simbolo. I ghiacciai reagiscono inevitabilmente a quella che è un'epoca al declino, imputridita dalla menzogna e dall'avidità. World, we will increase our temperatures up here 3 times faster than anywhere else. It's simply because of the placement where we are. Oh, Puffin! Simply of where we are, we're so exposed to the currents and to bigger weather systems that we will feel the temperature increase up here much more intense. Good. Then this is the last. Can you tell me another one, the glacier 16? The 60%? Yes, I not understand the word. So about 5 years ago, Yes. we would say that 65% of everything on Svalbard Yes. was with glaciers. Here. Yes. But now it's only 60. So we lost 5%. In The 10 glaciers- years. Yeah, roughly. Uh-huh. They are melting. And this is a big problem, I can imagine it. Well, depends. Okay. Like it's, of course, well, I don't know. It's, I don't know if I would call it a problem, because, I mean, this is what always happens. Nature changes. The big problem is it's going very fast. Okay. And it's not necessarily a problem for the glaciers or for nature itself. It's a problem for us. Yes. Understand. So nature can adapt, and sometimes animals are, over evolution, they Yes. didn't make it through time. And the polar bears, for example, for them it doesn't look very good. But they came from the grizzlies. They split up from the grizzlies about 10,000 years ago. And we can see that they can take that step back.
So even if at one point we have no more polar bears, if it gets colder again, polar bears will evolve again. Yes. Nature is very flexible. Thank you. The question is if we are that flexible. And Thank you. that's the big thing that I doubt. We're not going to be that flexible. Thank you. So I think the one species on the planet that we really will suffer is us, sadly. But I still have hope. Oh, puppets! That we will learn. Maybe. I have big hopes in the next generation. You're smarter than us. Is it approximately 1/3 that's So thank you, Ivshu, for this meeting. Thank you to you, young man. So I want to ask you, you are a representative of culture of Inuit. It's okay. And you work for study and defense your culture. So what you can tell me about your culture, the elements of your culture, the Inuit culture? Oh. What can you tell me about your tradition and others? Right. I personally do not call Inuit way of life a culture. When culture is a construction of a man-made values that created the traditions, how to be recognized as a nation. The typical Western way of life, when the way of their life has become cult, worshipping their narcissistic life that was and is constructed by the interpretation of the belief, of the conviction, the power, and divisions of people in many levels of grade to secure the control of power. As I would call, when you play the game, we are decorating with their medals, with their pictures. That's the culture. That's the cult. Yes. That's the culture. So the way we live is we are living in the frozen water, liquid, that become ice and snow. Living naturally with the creation by adapting to the life and the nature. But your origin is in Greenland. Right. Okay, and you live now in Greenland, or you was in Greenland? I am living now in Sweden for 14 years. Okay, and sometimes you go in Greenland. Yes, sometimes I go there. I was there last time in 2019 when, with my wife, we get married there after 14 years together. But how much people is in Inuit people? How much people? Oh, my own people, Inuit, they call themselves Inuit. They are the northernmost people in the whole world. They are the neighbors of the North Pole. So their level to the North Pole is just about 1,300 kilometers from North Pole. Yes. So it's like the level of Svalbard. Yes, Svalbard. Spitsbergen, yes. And people there, we call ourselves Inuit. I was a few days ago. I was in Svalbard
for take a reportage about the problem of global warming. Right. Remember, but right. I want to ask you, the global warming, in which way is a problem for the Inuit people? It is. It is a big problem when you are forced by the system to stay. You are not adapting to the global climate change. I will call it climate change because the normal climate change is very normal in the creation, but not the global warming. Okay. Global warming is affected by the human being. Yes. Human being way of consumption, and destroying the whole, so the whole world. You are telling me that it's not natural. This changing is not natural. It's human activities, dangerous activities, and is a big problem for your culture, for your people. I understand. Yes, it is. We already began to see the global warming was on the way, that everything was changing in 1970s. Okay. Because normally it doesn't rain in December. Mostly it is minus 35, minus 30, minus 25. It cannot rain in December. So in 1970s, the beginning of 1970s, there will rain 3 years in, what do you call it, in December. Every December for 3 years, we experience the rain in December. Okay. And then we understood that something was wrong. And but we know the stories of our ancestors. So we were thinking probably it was the global, no, not global warming, but the climate change was on the way. We thought it was climate change, but now I understand it is the consequences of many activities. Atomic and the atomic test was done many times during the Cold War. You think the atomic test is the origin of the problem of warming, you think? One of the main problem is the nuclear test bombs was destroying the waters, the air, and the land, and the soil. And the second was one of the main, also very dangerous, just like the nuclear test. Yes. Is consumption. People, the way they live, and they cannot get enough of what they get, and that threw it away to the nature, waters, and the pollution of the earth, waters, air, whatever. This is very interesting. So this, you think, is the military activities the origin of this big problem? Not only natural, not only human, but military. You are tell me. Yes, I am saying is if the nature ways of changing, it needs the process. The nature needs its process to follow. But this time nature has not the control of its own. It's just like a human being. If you affect the human being way of thinking, you force them. They got insane or they got crazy. Yes. Because they didn't have time to make the process. Then they go crazy. That's what is happening with the nature right now. But now in Greenland, there are military base
in Greenland there Yes. are military, but what Yes. what they are doing, this military, what they are doing in Greenland, which interest. After the World War II, Yes. the American Air Force came to our places because they need the observation of the Russian activities. Okay. And yes, and the Russian activities and the ship activities, because from the north you have a very good view. Okay. With your satellite to other places. So this became a controller of yes. the whole activity on the Earth, on the northern sphere. Yes, yes. And this is a very problem for your people that live here. Yes. A long time, and this military is a problem for your people. It is a problem. Military is not contributing to peace, not at all. Even if the military are calling it, we are here to make peace. Yes. No, they are, or we are here to defend our values. Man-made values, however you interpret, you form, is dangerous. Because it's not about the natural life. It's not about the way of life with the adapting to the nature. No, values are adapting to the power of a man, thinking of having a power to many people, just like religion. Religion is the word that I want to ask you. In which way there is a specific the religion of your people? The religion of your people. What thing? The sacred spirit, the metaphysic vision, the religion of your people. The characteristic. If you can. Yes. Now today, in 1909. The missionary of Christians came, the Protestant from Denmark. Yes. It is religion which is based on the Christians. And the Christians are divided to many ways of interpreting Yeshua. Yeshua is Jesus. Yes. And our ancestor. We knew him before the Christians. His name is Yeshua, and he's still alive. Our ancestors are still alive, and our descendant is still alive. They are there beyond our understanding. The way we understand before the Christians was everything is life. Okay, understand. Life is everything. Life has no beginning. Life has no end. There's no death. There's no death in life. Yes. Life cannot die. Only the body, which is placed on this earth, is adapted to this planet. Yes. Just like the moon people who are living in the moon, they are adapted to the moon. And the others who are sun people are living in the sun and adapting to the sun. Just like people living under earth. There are three levels of people under earth, yes, and different levels and different height and different types and shapes, yes. Just like we believe that everything is created by the Creator. From the creation is the Creator is the life. The life creating everything. There are many universes, not just one. Okay. The universes are just like you see the stars above, billions. The first just like the sandcorn. You cannot count them. That's how big life is.
but the earth was created by our ancestors. Yes. Yes. It's a very specific. I hope this vision not die, but become to be strong, because it's a very special vision of the world, authentic vision. It is. And so, Ipshu, I hope a lot of people can list your word, because I feel very positive sensation to list you. I feel a good thing in you, no? Your fight for the authentic vision of world. Right. I hope the world can change in better in time, and this problem of natural question can be involved in always better situation. So, Ipshu, I thank you again for this contribution, for this meeting, and I hope a lot of people can list you. Oh, I will say that it is not my word. I am not the masters of this word. I am passing on the ancestors' messages from our ancestors, telling the stories, yes. Singing the songs. So I am not the one who is fighting. I'm just telling, yes, and passing on what I got from the ancestors, from my elders. Understanding. So, your family, so, your people. so if I want to change everything in the whole life, I am the first to change. Yes. Yes, Understand. and to be good person, not to be angry. It's a very beautiful vision. It's authentic vision, Ipshu. Thank you. Thank you. That's so we have okay. How much time we have taken? Well, it's a good time. It's up to you. Oh, and your book, are you working to a new book? Yes. I wrote this one in the language of Greenlandic, mixed with my own language. Greenland language. Yes, Greenlandic. Yes, Greenlandic language. Greenlandic language is also a different language from my own language, because my language is more Inuit language. Inuit means actually a living being. Inuit, Inuk. Inuit is the plural of Inuk. Inuk means a living being. And Inuit, the living beings or the people or whatever. I hope in future, I hope I can meet you in real, in person. You can always ask me to come to talk about whatever. I hope. Yes, my wife wants to come to Italy. Perfetto. Perfetto. So now I'm going, but I write you next days for everything. I have a lot of work for this conference, because I have more of 10 participants for all work from America, from Holland, from Germany. So for this, right. And I'm working. I have a lot of work for this big conference. But when will be ready, I inform you for everything. Okay. You are probably my ancestor. In the shape of, you are my ancestor. Yes. Yes. You found me, and then you are trying to make me to speak out about the heritage I have to pass on. I'm honored. So, because they are doing, our ancestors are connecting us. Yes, yes. I think the same.
Yes, So, they are connecting us. I hope to meet you in real life. The same to you, young man. You are doing a good job. Thank you. Just live with your heart. Always. Always follow your heart. Yes. When your mind is confusing you, go to your heart. Always. And your heart will connect to your spirit. Before you came to the earth, your spirit came into this body. Yes. When the spirit is leaving your body, everything is dead. Was okay. So you are doing a good job, young man. Thank you. Salutami anche your wife from Yes. Dubai. Saludo. Termina